Erano i primi anni 60 del Novecento quando si comincia a parlare di università a Udine. La necessità di dare risposta al bisogno di alta formazione dei giovani friulani è molto sentita e la gente scende in piazza. Il terremoto del 1976, da fonte di distruzione e disperazione, diventa opportunità per rilanciare la battaglia per l'istituzione dell'università. Abbiamo partecipato alla raccolta delle 125.000 firme raccolte qua in Friuli per la proposta di legge popolare sulla università completa che dovrebbe essere istituita a Udine. E questo esprime la volontà proprio di un popolo che crede in questo strumento di cultura. Questa richiesta dell'Università Udine non deve essere considerata, come ritengono molti, soltanto un fatto di mero campanilismo, ma è una richiesta che prescinde da dati ben precisi. Si pensa infatti alla popolazione friulana, circa 945.000 abitanti, che è priva di università.